Quella di domenica scorsa non è stata per nulla una giornata tranquilla e serena per l'Akragas del presidente Giovanni Castronovo. A fine gara qualcosa deve essere successo al rientro dentro gli spogliatoi, qualcosa che sfugge e che ha visto l'arbitro della gara restituire con stizza in segreteria il dono di un artistico tempio in sughero che solitamente la società fa a tutte le terne arbitrali che arrivano dal Seneto. Un gesto rituale che rispecchia le scorse stagioni, quando la squadra militava tra i professionisti. Mercoledì scorso la brutta sorpresa con i provvedimenti del giudice sportivo. Inibizione a svolgere ogni attività fino al 31 aprile di quest'anno per il presidente Castronovo e quindi campionato concluso anzitempo. Questi gli altri provvedimenti della settimana. Squalifica fino al 10 febbraio per il tecnico in seconda Francesco Nobile. Inibizione a svolgere ogni attività fino al 25 marzo per Gerlando Mendolia del Profavara. Inibizione a svolgere ogni attività fino al 5 marzo, sempre di quest'anno, per Pasqualino Capodici del Profavara. Ciò per quanto riguarda le società, mentre per i calciatori sono state inflitte 3 giornate di stop a Vito Lupo del Canicattì. Poi ci sono 2 gare effettive a Fallea del Profavara, una gara per Bernardo e Cincotta della Parmonfal, Monforte del CUS Palermo, Cillufo e Romano dell'Oratorio Marineo, Gastone del Monreale, Bisogno del Geraci, Albeggiano e Tarantino del Don Carlo Misilmeri e infine Chiassese del Geraci. Lunga la lista dei diffidati in casa Akragas, che sono ben 4: Licata, Mannina, Paterniti e Procida. Questi calciatori devono evitare di prendere ulteriori cartellini gialle, pena una possibile squalifica ed in prospettiva del derby casalingo contro il Canicattì tra 15 giorni. Intanto domenica sarà sfida la Sangataldese, che si preannuncia difficile e combattuta.